Se non migliori questo parametro non crescerai mai. Tutti si preoccupano del carico, di quanto peso mettere, quanti dischi sul bilanciere, quante pizze sulla pressa. Non è importante quanto peso si solleva, ma è importante il tempo sotto tensione, è importante il tipo di tensione meccanica che riusciamo a dare al muscolo. La tensione meccanica reale dipende principalmente da 3 fattori: quanto controlliamo la fase eccentrica, quanto il muscolo rimane sotto tensione e quanto rendiamo stabile il movimento durante l'esecuzione dell'esercizio. Il parametro che devi migliorare non è il peso, ma il tempo sotto tensione, quindi più stabilità, più controllo, perché il muscolo non risponde al rumore, risponde allo stimolo. Se vuoi smettere di allenare il tuo ego, ma iniziare ad allenare veramente i tuoi muscoli, contattaci.